La luce verde deve essere, vero? Buongiorno a tutti. Il tema di oggi è la superstrada Pedemontana Veneta ed è che cosa accade dopo la manovra degli sconti effettuata e partita il 10 marzo. Allora, di fatto potremmo intitolare questa nostra conferenza stampa come il fallimento della mossa degli sconti di Zaia e della De Berti, che si sono dimostrati un flop, e tant'è vero che avremmo la necessità di altri 12,5 milioni di euro per coprire un buco che aumenta di questa entità, oltre ai 51,8 milioni previsti a bilancio. E ora abbiamo con questi dati un mese di scontistica pieno, perché avevamo marzo ma aveva solo gli sconti per 2/3 del totale, e quindi se andiamo a fare queste proiezioni nel futuro purtroppo ci accorgiamo che il buco complessivo supererà per i 39 anni i 6 miliardi di euro. A un anno di funzionamento dell'intera superstrada Pedemontana Veneta, con tutti i 94,5 km percorribili, possiamo fare una valutazione sulla situazione economica attuale e futura. Con i dati dei flussi di traffico e delle entrate da pedaggi del mese di aprile del 2025, abbiamo ora la certezza che la scontistica per i veicoli leggeri, partita il 10 marzo, non risolve il problema del buco della superstrada Pedemontana Veneta. Dopo il tentativo di scaricare la superstrada Pedemontana Veneta sullo Stato e quello della scontistica fallita, Zaia ha solo una via: rinegoziare la convenzione capestro con la SIS, spudoratamente vantaggiosa per il privato e penalizzante per i veneti. Allora, vanno ricordate 3 date. 7 marzo 2017. Zaia sottoscrive il terzo atto convenzionale con la SIS che prevede il rischio di impresa a carico dei veneti. 39 anni di canoni definiti al privato per altrettanti anni e i pedaggi incassati dalla Regione. I pedaggi dipendono dal flusso di traffico, quindi il rischio di impresa in casa dei cittadini veneti. Poi, 4 maggio 2024. La superstrada Pedemontana Veneta viene terminata in tutto il suo tracciato con l'apertura del collegamento col casello di Montecchio Maggiore per tutti i suoi 94,5 km, collegata appunto alla 4. Quindi è un anno che abbiamo la strada completata. 10 marzo 2025 parte l'operazione di scontistica del 60% per i veicoli leggeri di classe A per al massimo 2 percorsi giornalieri percorsi da non oltre 25 km. L'ultima spiaggia degli sconti sui veicoli leggeri risulta un clamoroso flop dei dati che vi mostreremo oggi. Europa Verde ha monitorato costantemente con appositi accessi agli atti i dati sui flussi di traffico e sugli incassi da pedaggi e grazie a ciò è in grado di ipotizzare lo scenario del buco economico del 2025 e dei 2 anni successivi, 2026-2027, scenario piuttosto inquietante. L'effetto operazione scontistica del 60% per i veicoli leggeri di classe A, applicato dal 10 marzo per al massimo 2 percorsi giornalieri e su massimo 25 km, con il quale Zaia, il presidente Zaia e l'assessore De Berti hanno tentato di correre ai ripari, non ha dato i risultati utili, purtroppo, a contenere il buco e nemmeno a evitare una manovra di variazione di bilancio. Nel mese di aprile 2025, il primo mese sul quale per intero è stata effettuata la manovra degli sconti agli automobilisti, l'entrata è stata pari a 11.580.817 euro. L'incremento per i veicoli leggeri è stato pari all'8,5% e complessivamente pari all'8,77%. Si tratta di incrementi insignificanti rispetto alle reali necessità. In termini economici, l'incasso raffrontato con la media degli incassi da pedaggi degli ultimi 8 mesi, abbiamo fatto la media giusto per vedere che cosa è successo, la media l'abbiamo fatta su 8 mesi prima, abbiamo escluso il mese di marzo perché è inquinato da un effetto parziale di scontistica, è stato superiore di circa 66,3%, pari a poco meno di 700.000 euro che sono entrati in più, un incremento del tutto insignificante ed inutile per evitare una nuova manovra. Per coprire il buco,
sarebbe servito un aumento di 4,3 milioni di euro al mese. Gli sconti di Zaia sulla Pedemontana sono come i saldi di fine stagione, promettono miracoli ma vendono aria fritta. L'8% di aumento del traffico per coprire un buco da 51,8 milioni è come usare un cerotto per riparare una diga. Vediamo queste slide. Ecco, con questa slide possiamo vedere i dati dei veicoli leggeri e altri veicoli, cioè i flussi di traffico a partire da gennaio 2024 fino ad aprile 2025. Come potete vedere, l'ultimo dato è 1.957.471, che è poco superiore al mese di marzo e leggermente superiore ai mesi precedenti. Ma vediamo il grafico. Allora, con questo grafico si vede praticamente la linea che ci interessa è il totale. Possiamo notare che c'è stato un incremento per quanto riguarda i veicoli leggeri. Lo si vede, vedete quella linea nera verticale è la data del 10 marzo, c'è stato quell'incremento, però poi si è stabilizzato ad aprile. Ecco, questi sono dati, i dati parlano chiaro. Non c'è stata un'impennata, cosa che sarebbe stata auspicabile per cercare di riparare a quel buco così importante. Questi invece sono gli incassi, anche gli incassi non mentono, sono numeri, come potete vedere siamo a 11.580.000 euro per quanto riguarda il mese di aprile. Questo invece è il grafico che come andamento è simile a quello dei flussi di traffico relativo alle entrate. Ecco, anche qui, come potete vedere, l'ultima entrata di 11.580.000 euro del mese di aprile addirittura è inferiore a qualche mese dell'anno precedente. Come potete vedere c'è un'altra linea verticale nera ad aprile 2024, scusate, a maggio 2024, è riferita al 4 maggio e quindi da lì si parte con l'autostrada finita. Come avete visto si è arrivati a 10 milioni e mezzo circa, poi abbiamo avuto qualche sbalzo, 10 milioni e mezzo, 12 milioni, 9 milioni e 7, 11 e mezzo, 11 e 7, però poi si è stabilizzata, anzi avevamo notato verso fine dell'anno, verso fine anno, inizio del 2025, un assestamento e un abbassamento. Adesso abbiamo questo piccolo rialzo dovuto appunto agli effetti dello sconto che non sono stati sufficienti. Ecco, questi invece sono i raffronti in percentuale calcolati nella media luglio 2024, febbraio 2025, rapportate ad aprile. Come vedete la differenza è minima. Il dato che ci interessa è quello delle entrate da pedaggi in euro. Le entrate da pedaggi in euro sono state superiori del 6,33%, pari a 689.000 euro, 0,7 milioni circa, poco. Servivano almeno 4-5 milioni in più. Questo è il grafico relativo appunto agli incrementi dei veicoli leggeri, altri veicoli e veicoli totali, e poi le entrate da pedaggio che sono in euro. Ecco, la barra diciamo marrone, arancione di destra doveva essere molto più, doveva essere superiore ad almeno un 30%, invece vediamo che c'è un piccolo scalino che è pari a 700.000 euro circa. Qui invece arriviamo ai conti. Allora, i conti sono quelli che abbiamo paragonato ai dati di bilancio. Allora, nella prima colonna abbiamo il canone. Vediamo un canone da 200 milioni nel 2025, 210 milioni nel 2026 e 219 milioni nel 2027. Poi abbiamo le entrate previste da bilancio,
148, 164 e 179 milioni e le perdite previste a bilancio. Ecco, quel dato di 51,8 milioni del 2025 è un dato che è circolato parecchio perché è stato oggetto appunto del bilancio. Nel 2026 si prevedeva un buco di 45 milioni, nel 2027 di 40 milioni. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo preso a riferimento il mese di aprile, che è un mese, diciamo, ad autostrada aperta ormai da un anno e con la scontistica già sperimentata che è partita dal 10 marzo, e abbiamo visto quanto saranno le entrate nel 2025. Quindi nel 2025 abbiamo 4 mesi coi dati, più gli altri mesi li abbiamo ipotizzati e calcolati sulla base delle entrate di aprile. Che cosa risulta? Risulta che le entrate con proiezioni su dati attuali di aprile 2025 saranno di 136 milioni. Quindi vuol dire che il vero buco sarà di 64 milioni,3 e quindi avremo rispetto al buco dei 58 milioni e 8, l'ultima colonna in rosso, un buco che aumenterà di altri 12,4 milioni di euro. Questo è quello che ci interessa nell'immediato, perché qui bisognerà adesso che la Regione ci dica dove andremo a recuperare questi 12,4 milioni. Dopodiché la situazione si aggrava molto, soprattutto nel 2026 e 2027, perché le rosee previsioni dei buchi previsti al bilancio per quei 2 anni sono purtroppo smentite da questi dati che abbiamo di aprile. Quindi ci saranno dei buchi veramente importanti, quindi nel 2026 non sarà un buco da 45 milioni ma arriveremo sui 70 e nel 2027 non avremo un buco di 40 milioni ma ne avremo 80, che è quasi il doppio. Quindi delle previsioni del tutto azzardate, perché qui sono i numeri che contano. Qui sono i numeri che contano. Poi, ecco, qui possiamo vedere sul grafico i buchi. Questo è il buco creato dalla Pedemontana. Noi abbiamo le perdite previste a bilancio, è la prima colonna, quella marrone, e le perdite invece su proiezioni sui dati ultimi delle entrate nel mese di aprile è quello arancione centrale, e in rosso abbiamo l'aumento di buco. Come vedete è considerevole, non sono variazioni minime come quelle purtroppo dell'aumento delle entrate con la scontistica, ma sono variazioni veramente importanti. Ecco, questo invece sono le quote che noi troviamo dei canoni presenti nell'allegato B del piano economico finanziario di ogni anno. Questi sono i veri dati certi, cioè le uscite. Naturalmente non sono uguali al millimetro perché poi ci sono delle indicizzazioni tali che, anche se nell'allegato del 2017 della terza convenzione abbiamo questi numeri, effettivamente abbiamo delle variazioni in base a diversi parametri economici che scostano lievemente questi numeri, ma di fatto questi sono i numeri. Allora, questo è il grafico, le barre che vedete rosa sono praticamente i canoni annuali che la Regione dovrà dare al privato. Vedete la linea nera? Ecco, la linea nera è la media del canone. Se noi dividiamo i circa 12 miliardi per i 39 anni, ci ritroviamo con una media di circa 300 milioni. Ma cos'è invece la linea rossa? La linea rossa invece è la media delle entrate, quella verosimile, calcolata sul mese di aprile. Cosa vuol dire questo? Che tutta la parte delle barre del grafico rosa che si trova sopra la linea orizzontale rossa saranno buchi di bilancio. Quindi se adesso i buchi sono stati abbastanza contenuti, parliamo di 51 milioni nel 2025, che adesso abbiamo visto purtroppo salirà di 12 milioni, per quanto riguarda gli altri anni, siccome il canone annuo aumenta progressivamente, saranno veramente molto preoccupanti.
Allora, tornando un attimo, sono uscito? Sì, scusate, questo è il primo? Allora, tornando un attimo, giusto per spiegarlo, a questo. Allora, il buco si allarga di 12,5 milioni. È necessaria una nuova manovra di bilancio. Il bilancio approvato per il 2025 prevede che la superstrada pedemontana veneta crei un buco di 5,8 milioni. 45,7 nel 2026 e 40,3 nel 2027, ciò a causa delle scarse entrate da pedaggi. Ora, calcolando le entrate future, tenendo come riferimento quelle del mese di aprile 2025, nel 2025 il buco previsto bilancio da 51,8 milioni aumenterà fino a 64,4 milioni, perciò si dovranno trovare risorse aggiuntive con una variazione di bilancio pari alla differenza 12,5 milioni di euro. Nel 2026 il buco previsto a bilancio di 45,7 milioni salirà di 25 milioni arrivando a 71 milioni. Nel 2027 andrà ancora peggio, il buco previsto a bilancio di 40,3 milioni salirà a 40,6 milioni raggiungendo la cifra degli 80 milioni di euro. Una eredità per il nuovo governatore, perché abbiamo la certezza, salvo sorprese, che sarà nuovo il presidente della regione, che ci consente di dire che Zaia sarà il presidente che lascerà il peggior conto in rosso al suo predecessore. A questo punto è evidente che ci hanno mentito sulle cifre, che hanno mentito ai veneti con proiezioni di flussi di traffico inattendibili, cosa che noi avevamo sempre detto. Ecco, dove si andrà a tagliare per recuperare questi 12,5 milioni di euro? Taglieranno ancora la sicurezza stradale, la manutenzione a strade e ponti, la sanità? Da qualche parte dovranno trovare i 12,5 milioni di euro. E questa è l'unica cosa certa. Allora, guardate adesso questa tabella. Sull'ultimo bando biennale rivolto ai comuni sulla sicurezza stradale in Veneto, la delibera la 301 del 2022, sono stati presentati 309 progetti dai sindaci dei comuni, 301 dei quali finanziabili. Dove però per carenza di fondi ne sono stati finanziati solo 79. Cioè vuol dire che abbiamo 301 comuni che hanno bisogno di sicurezza stradale e chiedono i soldi, partecipano ai bandi. 309 erano richiedenti, vuol dire che 8 non avevano le carte in regola, ma quelli che hanno le carte in regola e hanno presentato progetti finanziabili sono 301. Purtroppo i soldi ci sono stati solo per 79. Questo vuol dire che ci sono 222 comuni che si sono visti negare i fondi per migliorare la sicurezza stradale. Allora, se guardiamo la cifra, 56 milioni di euro, questa è la cifra che è mancata, che non hanno trovato per quei 222 sindaci, è esattamente la cifra del buco della pedemontana. Quindi qui abbiamo già una risposta di fatto, già avvenuta, perché il bando è chiuso, adesso c'è quello nuovo ma non è ancora chiuso, ma qui abbiamo già una risposta che il buco della pedemontana crea minor sicurezza stradale in Veneto, perché i sindaci la chiedono, presentano i progetti sono in regola ma mancano i soldi. Dove vanno i soldi? Lo abbiamo visto e lo abbiamo appena detto. Quindi per quei comuni, pensate che sono oltre 3,5 milioni di veneti, non ci saranno piste ciclabili, rotonde, marciapiedi in sicurezza e perciò ci sarà insicurezza e pericolo di incidenti. Per trovare i 12,5 milioni mancanti, perché come vi ho detto abbiamo visto che purtroppo ci saranno questi milioni in più, cos'è che taglierà Zaia? Le rotonde o la speranza dei veneti? Allora, se consideriamo l'entrata da pedaggio del mese di aprile, pari a 11,6 milioni di euro, su base annua otterremo 139 milioni di entrate, che possiamo approssimare a 140 milioni.
niente, sono uscito di nuovo. Ecco, scusate. Io la rispiego perché vale la pena di ritornare su questa slide. A fronte di una media di uscite di un canone pari a 300 milioni di euro, l'A1 significa che avremo una media annua di buco pari a 160 milioni di euro, che nell'arco della concessione di 39 anni genererà una perdita complessiva di 6,2 miliardi di euro. Faccio inoltre notare che se quest'anno il buco sarà pari di circa 64 milioni di euro con un canone da 200 milioni di euro, guardando il futuro con un canone che arriverà fino a 435 milioni di euro nel 2058, questo qui, e questo ce l'ha ricordato nell'ultima relazione, il follow-up della Corte dei Conti fatta a febbraio di quest'anno. Questo dato ce l'ha ricordato proprio la Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti dice siamo preoccupati perché se c'è il buco adesso che cosa accadrà quando avremo un canone del genere? Ecco, il buco potrebbe raggiungere la ragguardevole cifra di 275 milioni di euro in un solo anno. Vi rendete conto cosa significa in un anno un buco del genere? Quindi io veramente non vorrei trovarmi nei panni di quel presidente di regione che andrà a governare la nostra regione nella 13ª, 14ª legislatura. Da qui si capisce che chi sostiene che il buco era previsto solo per i primi anni non ce la racconta giusta, perché in realtà il buco, e questo grafico ce lo dice, guardate le barre rosa sopra quella maledetta linea rossa, aumenta sempre di più. Quindi Zaia ha trasformato la Pedemontana nel buco nero del Veneto, 6,2 miliardi in 39 anni che spariscono più velocemente della credibilità politica. Zaia lascerà al suo successore il regalo di Natale più costoso della storia del Veneto, 6,2 miliardi di debiti. Anche Babbo Natale avrebbe il conto in rosso. Allora, quindi, siccome questa è, non mi piace usare questo termine, ma visto che viene usato dal nostro Presidente, lo uso anch'io, è la partita di queste ultime 3-4 legislature. Allora, considerando questa partita della superstrada pedemontana veneta, possiamo ancora affermare che Zaia è un bravo Presidente di Regione quando tutto ci dice che sulla superstrada pedemontana veneta ha fallito in maniera clamorosa? Zaia non si è ancora fatto restituire 20 milioni di euro di IVA indebitamente versati alla SIS. Ce lo chiede sempre la Corte dei Conti a ogni relazione. Non ha mai applicato le sanzioni pari a 25.000 euro al mese per i ritardi nei lavori. Anche questo la Corte dei Conti ce lo fa sempre presente, facendo di più di fatto gli interessi del privato che non quelli dei cittadini. Il buco della superstrada pedemontana veneta è una eredità per il nuovo governatore che verrà, che ci consente di dire che Zaia sarà il presidente del Veneto che lascerà il peggior buco, il peggior conto in rosso al suo predecessore. In una qualsiasi azienda, se un amministratore delegato avesse prodotto un disastro simile, come minimo sarebbe stato licenziato. E i veneti cosa faranno a novembre 2025? Ne terranno conto o crederanno alle solite favole della propaganda del centrodestra? Un bravo presidente di regione dovrebbe rimboccarsi le maniche, prendere atto di aver sbagliato tutti i conti, ma soprattutto che i flussi di traffico sui quali si basa la Convenzione Regione-SIS erano tutti sbagliati e quindi aprire un tavolo di trattative con la SIS. Serve negoziare una quarta convenzione che riporti un minimo di equilibrio tra i troppi vantaggi dati al privato e i troppi svantaggi calati sulle spalle dei 5 milioni di cittadini veneti. Zaia ha fatto un gravissimo errore con i soldi dei cittadini veneti, Zaia deve rimediare senza altri pannicelli caldi. Prima ha tentato di scaricare tutto sullo Stato, poi ha provato con gli sconti farlocchi. Ora che le scuse sono finite, Zaia dovrà affrontare la realtà. Ha fatto il peggior affare della storia del Veneto. Questa è la realtà. Questi numeri, che sono numeri che fanno tremare i polsi, ci dicono questo. Quindi
Purtroppo, invece di impegnarsi per risolvere il buco della superstrada pedemontana veneta, si dedica all'inverosimile progetto dell'Hyperloop in Veneto, un sistema di trasporto a leviatazione magnetica tra Padova e Mestre, dimenticando tra l'altro l'altro progetto, quello vero e importante, della SFMR, la metropolitana di superficie, connessioni veloci in tutto il Veneto, già 1 miliardo di euro spese per i parcheggi scambiatori e sacrificata sull'altare della superstrada pedemontana veneta, perché proprio nel 2017 viene abbandonato il progetto, che si trova ancora nelle carte ma non viene più finanziato, ovvero nel momento in cui si è deciso di dare corso alla terza convenzione della superstrada pedemontana veneta. Quindi come Europa Verde continueremo a monitorare i dati dei flussi di traffico, ritorneremo a fare questa operazione trasparenza col pubblico, con i cittadini, e monitoreremo naturalmente, oltre che i flussi di traffico, anche le entrate da pedaggio, con questa operazione che praticamente smentisce la narrazione della Regione, che parla di tutto sotto controllo, che c'è solo qualche piccolo buco iniziale, ma che invece i numeri ci dicono altro. Faremo molta attenzione, metteremo una lente di ingrandimento sulla variazione di bilancio che dovranno fare per trovare i 12,5 milioni di euro mancanti. Ecco, questo è tutto. Se ci sono domande, c'è il collega Renzo Masolo, che ha seguito anche lui la vicenda, col quale siamo intervenuti anche con diverse interrogazioni, tra l'altro anche per alcuni difetti strutturali. Mi riferisco alla Galleria di Malo, che se vuoi dire appunto cosa, appunto il nostro impegno, confermare il nostro impegno, perché è una cosa che ci terrà parecchio occupati in questi ultimi mesi di legislatura. E dopo sentiamo le domande dei giornalisti presenti. Ringrazio il collega Zanoni. Penso che questi numeri siano più che eloquenti e rappresentano un fallimento di un'intera era, possiamo dire che è l'era Zaia, che parte da più lontano ma che lo riguarda completamente, e che sarà un macigno politico ma soprattutto economico, e poi con tutti i risvolti che avrà, che peserà per i prossimi decenni sulle spalle di tutti i veneti. È un macigno che non è solo di Zaia, perché la Zaia è stato il soggetto politico forte che ha dato la faccia a questa politica fallimentare, ma che poi riguarda anche l'assessora De Berti, la vicepresidente, e poi tutto il gruppo Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, cioè un gruppo politico che ha visto nella Pedemontana un'opportunità di rilancio di una regione, ha puntato tutto su questa e ha sbagliato completamente. Se fosse un'impresa, un'azienda privata, l'amministratore delegato e tutto il suo entourage dovrebbe dimettersi all'istante. Essendo un'azienda pubblica, cioè noi veneti, la nostra azienda, la Regione Veneto, pagherà tutto questo. A che prezzo? Non è solo quel prezzo, cioè quei 6 miliardi finali che dovremo pagare, ma poi tutto ciò che viene di conseguenza, cioè tutte le opportunità future che perdiamo per colpa di questo macigno. E cosa vuol dire? Il trasporto pubblico locale, una mobilità sostenibile. Pensiamo solo a questo buco non previsto di 12 milioni di euro. Ecco, con 20 milioni di euro noi potremmo far circolare gratuitamente tutti gli studenti del Veneto. Solo per far capire anche a chi ci segue o ai giornalisti di che misure stiamo parlando. Questi 6 miliardi di euro, pensiamo alle opportunità future per le quali rinunciamo per sempre. Ripeto, metropolitana di superficie è già stata nominata, ma pensiamo solo a un rilancio del corridoio europeo della Valsugana, raddoppio del binario. Stiamo parlando di cifre quasi irrisorie pensando a questi 6 miliardi. Con 1,5 miliardi rifaremo il doppio binario della Valsugana. Ma pensiamo poi alle ripercussioni e poi ai costi che si tradurranno in costi economici e sanitari della Pedemontana. Pensiamo solo a un tema che a noi caro come Europa Verde, che è il tema dei FAS. E continueremo a indagare, continueremo a chiedere alla Regione
quali sono le ripercussioni anche sulla liberazione di questi inquinanti sul nostro territorio, sull'alta pianura veneta, attraverso la pedemontana. Su questo non molleremo, insisteremo, chiederemo un monitoraggio serio e pensare a quali saranno le ripercussioni se questi FAS sono stati liberati proprio per i lavori della pedemontana, quali saranno le ripercussioni di tipo sanitario e economico. Pensiamo al tema del consumo di suolo, perché il consumo di suolo non è solo la costruzione della pedemontana, ma è tutto il consumo di suolo che viene di conseguenza. Nei 2 chilometri attorno ai caselli, ancora adesso e sempre di più ci sarà un consumo di suolo molto attuale. Pensiamo solo al comune di Colceresa, se posso fare un esempio, o la realtà di San Lazzaro a sud di Bassano, e poi molte altre realtà lungo la pedemontana. Territori agricoli ricchissimi, fertilissimi, che noi diamo e aggiungiamo a un consumo di suolo che ormai è incontrollato nel Veneto, 2 metri quadrati al secondo. Ecco. Per cui concludo dicendo, qua oggi con questa conferenza stampa stiamo celebrando un fallimento politico, imprenditoriale, economico di una gestione di una regione completamente fuori dalla realtà e contro l'interesse dei cittadini e delle cittadine del Veneto. Noi speriamo, come Europa Verde, che abbiamo sempre proposto, anche in tempi non sospetti, delle alternative progettuali, abbiamo sempre proposto che il Veneto dovesse investire su un trasporto pubblico alternativo, e questa superstrada ci allontanerà da quel modello. Perché? Perché la superstrada e il conto che dovremo pagare si alimenterà proprio delle auto e dei mezzi pesanti che dovranno frequentarla. Per cui la legge è che il traffico dovrà aumentare sempre di più, con tutte le ripercussioni di un aumento del traffico, e non dovrà andare verso un trasporto invece sostenibile e una mobilità sostenibile. Per questo ha fallito la Regione, perché ancora all'inizio doveva capire che non bisognava partire con questo percorso. Grazie. Domande?